hanno perso la vita mentre svolgevano una vera operazione di pace. 2 alpini. Ho pensato, quando l'ho sentito ieri, si trattava proprio di una tragica, incredibile coincidenza. Quei 2 rappresentanti di un corpo glorioso, di una componente altrettanto essenziale per quello che mi riguarda di tutte le altre componenti del sistema nazionale di protezione civile, che lasciano la vita alla vigilia di questa commemorazione, che perdono la vita ad una settimana dalla celebrazione della loro festa nazionale, che non a caso quest'anno verrà celebrata sugli altipiani di Asiago. A loro davvero il nostro omaggio e il nostro rispetto più totale. Ma a tutti noi, a tutti voi, il nostro omaggio e il nostro rispetto più assoluto. Il 5 di dicembre dell'anno scorso, quindi pochi mesi fa, abbiamo avuto ancora una volta l'onore, con Vincenzo, di essere in questa terra così straordinaria per tante ragioni. Abbiamo incontrato migliaia di volontari, come ogni anno questa regione usa fare per motivarli, per ringraziarli, per coinvolgerli. Nel mio discorso di allora, del 5 di dicembre, concludevo non facendo polemica, ma semplicemente segnalando un piccolo episodio, un'intervista di un grande industriale su uno dei quotidiani più importanti del nostro paese, che, facendo riferimento a tutta una serie, esprimendo una serie di giudizi politici anche su individui politici del nostro paese, assegnava un ipotetico premio Nobel ad un politico che, a suo giudizio, aveva svolto un ruolo importante nella gestione di un avvenimento molto significativo dell'anno scorso. E io allora concludevo quel mio discorso, il presidente Illy, Gianfranco Moreton, Guglielmo Berlasso e tutti i volontari lo ricorderanno sicuramente, che per quello che mi riguardava io questo premio Nobel lo avrei assegnato a chi davvero aveva gestito i funerali di Giovanni Paolo II lo scorso mese di aprile del 2005 a Roma. E poi improvvisamente, del tutto in modo inaspettato, alcuni giorni fa esce un comunicato stampa. È esattamente il giorno dell'anniversario della scomparsa di Giovanni Paolo II. Il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, ha conferito motu proprio, lo sottolineo 3, 4, 5 volte, motu proprio. Tradotto in termini maccheronici significa che non gliel'ha chiesto nessuno, lo ha fatto di sua spontanea volontà. Al Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri la medaglia d'oro al merito civile per l'attività svolta negli anni dal 2004 fino ad oggi. E vengono poi indicate le motivazioni dell'impegno, del coinvolgimento, della solidarietà di tutti quelli che hanno e che fanno parte delle componenti del Sistema Nazionale di Protezione Civile. Mi fermo un attimo perché fra pochi secondi, come se fossimo al passaggio dell'anno, no? Non siamo al 31 di dicembre, ma siamo in un momento altrettanto significativo per quello che ci riguarda, perché ogni anno noi appunto ricordiamo questo momento, e nel momento in cui scattano le ore 12, mezzogiorno, vi sarà un segnale che da questa sala raggiungerà tutte le scuole di questa regione. Questo è un sistema che serve a segnalare l'esigenza dell'immediata evacuazione delle scuole, secondo quel concetto della prevenzione cui tornerò fra pochissimi istanti. Mezzogiorno. E questa è la nostra pattuglia acrobatica che passa a salutarci e a salutarvi.
Quando ci occupammo, quando ci occupammo qualche anno fa di una iniziativa politicamente molto importante a livello internazionale, qualcuno storse la bocca, in verità continua qualcuno a storcere la bocca, perché disse: ma che cosa c'entra, o per usare un termine di moda e che probabilmente tornerà di moda, che ci azzecca la protezione civile con i grandi eventi? Che ci azzecca la protezione civile con l'organizzazione del vertice NATO-Russia che si tenne a Pratica di Mare alcuni anni or sono? Quella fu la prima volta che la protezione civile fu coinvolta, ma la prima volta in questo periodo. Il professor Barberi, in un convegno a chi faceva queste osservazioni con la sua consueta sincerità, trasparenza, senza guardare a faccia a nessuno, disse: ma guardate che queste cose le abbiamo fatte sempre, ricordando appunto avvenimenti che avevano per esempio riguardato Loreto negli anni 90. E allora, quando fummo costretti, coinvolti nell'organizzazione di questo grande avvenimento internazionale, decidemmo di metterci dentro una piccola chicca da italiani che debbono in qualche modo far vedere che sono diversi dagli altri. E quindi che cosa ci inventammo? Nel momento in cui il presidente Bush, Putin e tutti i capi di Stato e di governo dei Paesi membri del vertice NATO vennero messi per la cosiddetta foto di famiglia, pronti per appunto essere immortalati, la pattuglia acrobatica nazionale gli passò sopra la testa con il tricolore, in assoluta puntualità, perfezione millimetrica, come hanno saputo fare oggi, perché ci sono tanti ufficiali dell'aeronautica presenti in questa sala, tanti piloti, sanno perfettamente quanto sia difficile riuscire ad azzeccare il secondo e anche a passare esattamente dove debbono passare nel momento dovuto. E quindi un ringraziamento e un riconoscimento ulteriore alle nostre forze armate. Stavo facendo un po' il riepilogo di quelli che sono gli omaggi e i ringraziamenti, ricordando questo conferimento della medaglia d'oro del Presidente della Repubblica al Dipartimento della Protezione Civile. Questa volta la medaglia d'oro è conferita per tutti gli interventi che il sistema nazionale ha realizzato all'estero nel corso degli anni, ma conclude appunto ricordando quella che è stata la capacità di coordinamento che il Dipartimento in Italia ha saputo assicurare e che hanno richiamato milioni di persone e coinvolto la pubblica opinione mondiale in occasione delle esequie di Papa Giovanni Paolo II. Ecco quindi che magari non si tratterà di un premio Nobel, ma comunque una medaglia d'oro al merito civile, alla protezione civile del nostro Paese, la seconda che viene conferita dal nostro Capo dello Stato nell'arco di 3 anni al Dipartimento, significa un riconoscimento a tutti quelli che fanno parte del sistema nazionale di protezione civile. Nessuno escluso e nessuno in particolare esaltato. Io non posso non cogliere l'occasione di questa presenza contemporanea di Giuseppe Zambelletti, di Franco Barberi, comunque per dedicare a loro due il mio omaggio più affettuoso. Di Zambelletti praticamente è stato detto tutto e non posso non ricordare, visto che è un argomento che ci interessa, un episodio che lui raccontò appunto alcuni mesi fa, quando ci trovammo a Sant'Angelo dei Lombardi in occasione della commemorazione di un altro tragico terremoto, dove forse ci furono più polemiche, qualche ritardo in più, eccetera, eccetera. Non è ovviamente il momento di fare antipatici paragoni, ma Zambelletti disse una cosa devastante, raccontò un episodio devastante, che non è quello che ha raccontato Vincenzo Spaziante, che si riferiva al fatto che quando Zambelletti venne chiamato per correre subito in Irpinia, lui si trovava, mi pare, in Liguria, e a Genova lo misero in lista d'attesa per imbarcarsi su un volo dell'Alitalia per andare a occuparsi della gestione di un terremoto. Lo misero in lista d'attesa
Stiamo parlando non di un secolo fa, stiamo parlando di 25 anni fa. Ma non è questo l'episodio, già questo pazzesco. Quando lui arrivò a Sant'Angelo dei Lombardi, alcuni giorni dopo la tragedia, lui incontrò un vigile del fuoco che stava lì a lavorare come un pazzo dal primo momento in cui c'era stata questa scossa di terremoto. E quando il vigile del fuoco vide Zambelletti, posso dirlo, Ministro, gli sputò in faccia. A me viene da piangere a quest'idea, a questo pensiero. A Giuseppe